Eccolo qui, oggi il nuovo commissario nominato dalla Regione è arrivato ad Agrigento per il passaggio di consegne con il liquidatore della Gesa, Teresa Restivo. Ferdinando Buceti avrà il compito di seguire i 19 comuni in questa fase di transizione che porterà la gestione dei rifiuti dagli ATO, da oggi in pensione, alla costituzione della SRR. Se ancora non hanno fissato dei passaggi è ovvio che lo faremo insieme e cercheremo di velocizzarli e di velocizzare l'iter, perché l'obiettivo principale, l'obiettivo primario è questo. Si va verso la proroga rispetto alle ditte che già espletavano il servizio. Necessariamente, scadeva a mezzanotte, quindi in via di urgenza hanno dovuto provvedere i sindaci, così come previsto dall'articolato dell'ordinanza presidenziale, all'articolo 4 dell'ordinanza firmata dal Presidente Crocetta. È ovvio che si doveva provvedere in tal senso, non c'erano altre soluzioni, altre alternative, e poi naturalmente allorquando si stabiliranno gli step che poi porteranno alla realizzazione, alla costituzione dell'SRR, ci sarà tempo e modo per indire la nuova gara e quindi eventualmente stabilire a chi affidare il servizio. Il personale del lato sarà trasferito all'SRR. Personale, così come previsto già dagli accordi sindacali, non avrà assolutamente alcuna ripercussione, quindi se c'è qualcuno, come ieri mi è capitato di sentire, che esprime delle preoccupazioni al riguardo, ritengo siano semplicemente delle affermazioni gratuite o addirittura di carattere terroristico. Il personale non avrà assolutamente alcuna ripercussione, non dobbiamo aver paura del cambiamento, è un cambiamento che è stato studiato, è stato fissato secondo dei criteri, dei principi, delle esigenze che noi riteniamo possano e debbono essere più congeniali alla collettività. Insomma, si cambia in meglio. Non saranno nuovi carrozzoni? Io mi auguro di no, ci mancherebbe. Parte oggi allora la riforma in Sicilia. La confusione normativa alla vigilia era parecchia, tant'è che solo pochi comuni ieri sera hanno provveduto a mettere le carte a posto per garantire la raccolta dei rifiuti nella giornata di oggi. Ha fatto in tempo ad emettere l'ordinanza il sindaco di Agrigento. L'ordinanza ha oggi una durata di 30 giorni, nel frattempo appunto dobbiamo compiere tutti questi passaggi amministrativi. Cercheremo di adottare e di utilizzare al meglio questo periodo, in attesa appunto che si vada alla definizione del quadro, soprattutto dell'avvio del nuovo servizio. Agrigento, Favara, Porto Empedocle, le amministrazioni più tempestive, ma via via anche gli altri comuni si stanno adoperando, come assicura l'amministratore delegato del raggruppamento di imprese Giancarlo Alongi. Stamani sono arrivate anche altre ordinanze, quindi diciamo piano piano stiamo ripristinando un pochettino tutta quella che era la situazione. Ritengo che nella giornata odierna il servizio ripartirà tutto regolarmente, così come è giusto che sia, insomma.